da parte di Salvatore Polese, il signor Passeretti. Pronto? Chi è? Unuz? Pronto? Unut a posto. Chi è? Unu che stai facendo? Non so cosa, sto facendo. È Aised. Non so di giorno. Ci capite? In un attimo di sa. Eh? E fammi capire, poi alle 10 la mattina stai assettato, che tieni un po' gravo all'arello, o no? Non so nessuno, non so se dire. Ci capite? E che te ne porti sapere chi è? Ti hanno chiamato. Una volta che ti hanno chiamato, tu devi mettere in coppa agli attenti, o no? Lo mettere? Coppa agli attenti. Devi mettere sugli Sì. attenti. E sono sugli attenti, sì, vamos a E che ce ne importa chi sono? Io venivo un attimo là di forca. Fuori il piano rialzato qua. A Rossa, in da scala marrone, no? Sì, lo so. Vieni un poco qua in da scuola, dammi a parlare. Dammi a parlare di una cosa importante. Tra quanto tempo riesci a staccare? Tra quanto tempo riesci a staccare? Ma chi è? Non lo capi. Ma fammi capire, ma che stai perdendo? Pure il ricchi a picchiare, tutto il blocco 59 anni di. O l'hai fatto 60 anni? Aspetta, ciao, E non ti hanno cantato tanti auguri. E vieni anche ti portiamo pure un caffè. no, capi sì. No, a scuola, no? tu dici, ma perché a scuola? Quando a scuola stanno rispetto alla casa tu? Una sola. Vieni fuori a scuola. E 10 anni qua. Non lo variare, E 10 anni qua. Sì, io non capisco niente. O no? Oh, E 10 anni quarto, va buono fuori a scuola? e chi sì? O non ha dato mo, per telefono tanta cacchia, non si può riuscire. Vieni fuori a scuola, ti stiamo aspettando, ti va a trovare una bombolona. No, chi è? Bombolone ti va a trovare, noi già mi stai facendo parlare per telefono, non voglio parlare. Chiama a Brea, ti va a trovare una bombolona. No. Eh, allora, tu fai una cosa, ti dico chi sono, che non so chi sono, da città che ti va a trovare una bombolona. Da città che... no, fammi parlare. Vicino a me chi è bombolone, guarda che chi si piglia collo. Ma tu fai piglia collo a bombolona così. Pasquale, allora Pasquale, stammi a sentire. Allora, Pasquale, sono che 10 manca riesci. E 10 e un quarto. Ti aspettiamo. Tiene 25 minuti. E se ti sto dicendo, rimbetta a scuola. A scuola rimbetta a casa tua. Proprio fuori là, una si mette a poco vicino al telefono perché non ti sente. La prima cosa è l'educazione quando si parla con mica al telefono. Marito, ma chi è là? Ma chi tiene vicino? Ma con chi ti stai facendo? Che la moglie ti tiene in mutande, tiene un calzone. A te ti mi sa mutanda in capo. E a comandi in da casa e tu comandi niente. Aspetta. Signor, fammi parlare con moglie che chiami te. Fammi parlare con moglie. Signora, chi sta in da casa non comanda niente. Bravo, Non ne c'è niente fa niente. no, fatica sempre. Ma che da fatica, signor, chi le tiene una wallarella che non finisce mai con rispetto a parlare. Non era buono quando ero guaglione, ma da 60 anni non si finisce a muovere più. Bravo. Comunque signora, siccome ci sto dicendo a ore ma non può capire, facito trovare 10 e un quarto di rimbetto a scuola, va bene? Va bene. Dici in cielo, c'è ma fa una masciata importante. Che macchina da me, come si fa? Tenga una Fiat, state ma si tenga una Fiat punto rossa. Pare solo una macchina di copertura. Va bene? Kate, vai là. Non ho scoperto, glielo cominciavo. Pascal, ma mi stai pigliando in giro, frate, ma fammi capire. No, quando me lo... No, è perché tutta questa conferenza a moglie ce la voglierà, ma a te no. Hai capito? Io ci parlare con l'uomo al telefono, no con te, Pascal, fammi parlare con moglie. Signora, facete una cosa, venite voi all'appuntamento, che chi se ne è buono proprio. Ehi, venite voi, lasciate la casa. Lasciate la casa a stu alla rusa.
Mannatela a fare con servizio, accatto un pane, accatto un latte. Che lo può fare in da casa? Mancano un quadro, sa per mettere in numero, sa per mettere un quadro. La moglie da te mi ha fatto i cosi. Moglie, ma quale moglie? Ne ha già tenuto 7. All'ultimo. All'ultimo l'ha già accisa. Ah, Che mi stiva a sentire? no, ce l'ha vita. Vasca, Sì. allora ci mi dice, guarda che fai, vieni tu o manna all'uomo in casa moglie. No. Mi dà sempre Ma no, non mi riguarda, Ma che sei, gli mettevo vicino al telefono, che si capisce, mazzichi, che? ammazzo qui. Che bu, che? Pasca, comunque ti anticipo la cosa. Ti anticipo la cosa. Dici. Dice guarda, ma facciamo un pavanezza, smetti. Pasca, io ti anticipo una cosa. Sta anticipando i soldi? No, però te le ha tenuto per te. Che su cose che per telefono non si potesse riuscire. Tu sei che sei in due piano rialzato. Ma mi dici che sto piano rialzato da diventare primo piano. Ah, non lo dici tu? Bravo, mettimi mattuna sotto. Non ti piace. T'hanno fatto 6 gradi. Che sei scritto, che non si capisce? Per favore, pagare su pittadini che basta. Come? Ma non hai capito che fai cimolate sotto i zam, però la coppola lasciamo come sta, qui a casa diventa 60 cm, come una calata. Bravo. Siete Vasca, ma tu vuoi bene a Salvatore Polese? Salvatore Polese? Io penso volessi suonare. Che facesse? Volessi suonare. Perché pensa che lui sconnacchiata ha telefonato in da radio e ha detto ci fanno scherzo a Pasquale Vassaretti. Ah, sì. Dici, E allora Cre, non hai capito, Cre? È una luce. Bene, così vogliamo sentirti. Comunque sei stato simpaticissimo, è quello che volevamo sentire per Salvatore, ce l'hai detto. Sei in diretta su Radio CRC, un applauso a te, ma soprattutto un applauso all'uomo di casa, tua moglie. Grazie. Non ti piace tu, però. Ma non ti preoccupare, poi te lo faccio sapere. Per adesso ci primi in betta a scuola, va boh. Stamma a casa. Ce l'ha scritto il ricordo. Va bene, va bene.